terra, il tuo pane dona oggi a me. Padre nostro in cielo, il tuo nome è santo, il tuo regno venga su di me. La tua volontà si compia come il cielo sulla terra, il tuo pane dona oggi a me. Perdona ogni mio peccato, perché io possa perdonare. Proteggi dalla tentazione e salvaci da ogni male. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, la gloria e la potenza. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, per sempre. Amen. Padre nostro in cielo, il tuo nome è santo, il tuo regno venga su di me. La tua volontà si compia come il cielo sulla terra, il tuo pane dona oggi a me. Perdona ogni mio peccato, perché io possa perdonare. Proteggi dalla tentazione e salvaci da ogni male. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, la gloria e la potenza. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, per sempre. Amen. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, la gloria e la potenza. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, per sempre. Amen. Per sempre. Amen. Per sempre. Amen. Alleluia. Oh, alleluia. Padre, questa mattina non potremmo essere in un luogo migliore. Ti ringraziamo per la libertà che ci dai di essere alla tua presenza. Ti Alleluia. preghiamo di scendere col tuo Santo Spirito, Alleluia. Padre, che possiamo veramente avere una lode nuova, Padre, questa mattina, che ogni ginocchio possa piegarsi davanti a te, Signore. Ti preghiamo veramente che chi è qui per le prime volte possa sentirti, Padre, sentire il tuo grande amore, e fa che ogni peso, ogni preoccupazione possa essere messa ai tuoi piedi e possiamo lodarti, perché tu sei degno, Padre, della nostra lode. Ti preghiamo veramente per ogni necessità, per ogni cosa, sia fatta la tua volontà, Padre. Guida questo culto, guida ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Oh, alleluia. Sopra il mondo intero sei l'eccelso Dio, tu regni sopra
oh regna in me con il tuo potere, quando ho timore tu sei lì con me, tu sei il Signore dei desideri miei, ti prego regna in me Signore. Oh, alleluia. Gloria a te, Signore. I pensieri e le parole mie rifletteranno la bellezza del mio Re, vali più per me di tutto il mondo intero, ti prego regna in me Signore, oh regna in me con il tuo potere, quando ho timore tu sei lì con me, tu sei il Signore dei desideri miei, ti prego regna in me Signore. Oh sì, Signore, regna nei nostri cuori. I pensieri e le parole mie rifletteranno la bellezza del mio Re, vali più per me di tutto il mondo intero, ti prego regna in me Signore, oh regna in me con il tuo potere, quando ho timore tu sei lì con me, tu sei il Signore dei desideri miei, ti prego regna in me Signore, oh regna in me con il tuo potere, quando ho timore tu sei lì con me, tu sei il Signore dei desideri miei, ti prego regna in me Signore. Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrà. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re,
una cosa so, verso te aprirò le mie braccia per adorarti, oh Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un'alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che il meglio da offrire ha un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un'alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che il meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Ancora te. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo.
loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che il meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh, alleluia. Alleluia a te, Signore. Alleluia a te, Gesù. Oh, alleluia. La tua presenza in me è l'aria che respiro, Cercare il volto tuo è il motivo per cui vivo. restare in te, Gesù, toccando il tuo cuore, apertamente io ti dichiaro il mio amore. La tua presenza in me È l'aria che respiro, cercare il volto tuo è il motivo per cui vivo. Stare in te, Gesù, toccando il tuo cuore, apertamente io ti dichiaro il mio amore. Voglio stare con te, non voglio altro che te. La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Voglio stare con te, non voglio altro che te. La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Voglio stare con te, non voglio altro che te. La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me.
La tua presenza nella nostra vita, Signore, è quello che fa la differenza. Noi chiediamo, Signore, del continuo che tu vivi in noi e che noi viviamo in te. Grazie per questo culto, per questa mattinata. Signore, ci aspettiamo che tu scendi in modo particolare con la tua benedizione nel nostro mezzo. Tu possa guarire, liberare, sanare. Quanti questa mattina hanno un bisogno particolare del tocco della tua mano. La tua mano non si è accorciata, Signore. Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Tu dici nella tua parola che dove 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo di loro. E noi questa mattina crediamo che tu sei il nostro mezzo e che passeggi nel nostro mezzo e che ti vogliamo dire, Signore, tocca ognuno di noi questa mattina, perché desideriamo uscire da questo luogo potendo dire: il Signore ha toccato il mio cuore questa mattina in modo particolare. Non sono stato toccato da un uomo ma dal Signore. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Accomodatevi, fratelli cari, dare i benvenuti quanti sono tornati, quando ancora mancano. Vedete che ancora una buona parte della Chiesa non c'è, quindi sono via. Alcuni sono partiti proprio in questi giorni di nuovo, hanno avuto tempo di settembre, magari agosto erano qui. Sono momenti particolari. Gloria a Dio. Che bello vedervi sorridere, che bello vedere la Chiesa che sorride. Sapete che Gesù ha pagato un prezzo perché noi ridiamo? Dice che noi, la gioia del Signore è la nostra forza. Amen. Gloria a Dio. Ma perché sorridi? Perché Gesù mi ama. Alleluia. La gioia del Signore è la nostra forza. Bene, allora rivolgiamoci alla parola di Dio. Se non mi sbaglio, moglie, devo dire qualcosa? No. Che lei è la mia agenda personale, quindi mi dice: sei dimenticato di dire questo. Ok, il titolo del messaggio è: cos'è la Chiesa per te? Interessante, vero? Questa considerazione, questa domanda, io me la feci anni fa. E me la feci quando stavo attraversando un momento molto particolare, difficile, nella Chiesa, dove io frequentavo. Avevo anche degli impegni, degli incarichi. Però siccome era successo qualcosa che mi ha fatto star male, quasi stavo pensando di non andarci più. E proprio mi feci questa domanda, o meglio lo Spirito Santo mi fece fare questo interrogatorio. Che cos'è la Chiesa per te? Ora ci tengo a precisare che il titolo del messaggio di questa mattina non vuole essere provocatorio, ma vuole farci esaminare e considerare come vivo io nella Chiesa. Che insegnamento sto dando ai miei figli? La Chiesa. Io sono nato in una famiglia cristiana, convertita. Quando io sono venuto al mondo, i miei genitori già andavano in chiesa, in una chiesa evangelica pentecostale. Io non ho mai sentito parlare mio padre e mia madre male della Chiesa, né male di qualche fratello o di qualche sorella. Anche se passavano dei momenti difficili, io non l'ho mai sentito parlare male del pastore, ho sentito male parlare di nessuno della comunità, guai. Si parlava solo del bene. E mi dava l'importanza di andare in chiesa. Mi hanno fatto nascere con l'importanza di partecipare alla scuola domenicale. Io l'ho frequentato da bambino, dai 3 anni fino ai 18 anni, e noi avevamo le classi fino ai 18 anni delle scuole domenicali, e io l'ho frequentati tutti, i campeggi, tutto ho frequentato. Perché mi insegnava ad andare alla scuola domenicale. Mi hanno insegnato da fare l'offerta nella scuola domenicale. Mio papà mi dava 100 lire, di cui una volta io feci il furbo, perché mi fermai e mi comprai un gelato con 50 lire e diedi 50 lire in offerta. Quel gelato mi è rimasto sempre sullo stomaco.
finché lo confessai a mio papà. E fu una fortuna che mio padre non mi fece nulla, ma mi ha inculcato l'osservanza di poter donare, di poter dare e soprattutto anche di onorare la Chiesa del Signore. Mi state seguendo? Questo messaggio non è per nessuno in modo particolare. Questo messaggio è perché io amo la mia Chiesa, il Signore che mi ha dato, amo ognuno di voi. Sono fiero della mia comunità, sono fiero della Chiesa che il Signore mi ha dato, sono fiero di ognuno di voi. Anche coloro che non sono qui, che mi stanno ascoltando, sono fiero, ma sono in dovere di farvi questa domanda. Siete d'accordo oppure no? In qualità di pastore io devo farvi questa domanda perché ti devi domandare, come me lo sono domandato io, che cos'è la Chiesa? Innanzitutto, la Chiesa deriva da una parola greca che significa klesia, che significa essere chiamati innanzi. Essere chiamati innanzi. Dio ci ha chiamati ad essere innanzi a Lui. Non è un luogo religioso, non è un'istituzione religiosa. Gesù è stato Lui che ha formato la Chiesa, ha voluto la Chiesa e non ha istituito un luogo religioso. Assolutamente. La Chiesa non è, come in qualche caso che noi conosciamo, addirittura uno Stato in sé. È uno Stato che ha il ministro degli interni, ha il ministro, vari ministri, perché è uno Stato. La Chiesa non è uno Stato. Prima Timoteo capitolo 3 versetto 15, la scrittura dice: è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità, ed è l'edificio spirituale costituito da Cristo stesso. Lo troviamo in Efesini capitolo 2 versetto 22. Se avete la penna, io vi dico sempre quando venite a ascoltare la predicazione, prendete appunti. Voglio ribadire, la Chiesa del Dio vivente è colonna e sostegno della verità ed è l'edificio spirituale costituito da Cristo stesso, cioè la Chiesa che non dice la verità non è Chiesa. Quanti erano presenti al funerale di Angelo? Quello che io ho detto al funerale di Angelo, pensate che sia stato facile? C'erano tantissimi cattolici, o meglio, non evangelici. Quello che io ho detto è la verità. Non esiste il purgatorio. Non esistono preghiere per i morti. È vero o non è vero? La Chiesa è sostegno della verità. Viene predicata la verità, che ti piaccia oppure no, ma bisogna predicare la verità. Non esistono indulgenze. Tutto questo l'ha inventato l'uomo, ha iniziato a mettere all'interno della Chiesa cose che Dio non ha fatto, non ha chiamato. Dio non ha detto mai chi ha più soldi va in paradiso. Dio dei soldi non gli interessa niente. Le preghiere per i morti, io lo faccio spostare. Più preghiere facciamo, più si sposta dal purgatorio, lo mandiamo in paradiso. Il Salmo dice che non c'è assolutamente nessuno che può comprare l'anima del proprio fratello. È troppo caro. Il prezzo di riscatto di essa è troppo caro. Cristo ha pagato per quell'anima e solo chi riceve Cristo Gesù nella propria vita accetta il Signore e lo riceve quale Signore e Salvatore e si rispecchia nel sacrificio di Cristo morto sulla croce. Paolo dice: io sono morto con Cristo, quindi si rispecchia con Cristo. Questa mattina quelli che erano con me a fare la scuola dei neofiti stanno comprendendo il significato del battesimo, vero? Siamo stati rivestiti da Cristo Gesù.
Non sapete voi che tutti coloro che si sono battezzati in Cristo si sono rivestiti di Cristo Gesù? Abbiamo una veste che Dio ci ha dato. Matteo capitolo 16, versetto 18 ci dice che è Lui che edifica la Chiesa. Io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Gesù è colui che edifica la Chiesa. Pietro, io ti dico che su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. Qualcuno ha frainteso e ha messo Pietro, capo della Chiesa. Ma Gesù è la pietra angolare. Pietro, su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. È Lui che edifica la Chiesa, non è nessun uomo che edifica la Chiesa. È Cristo Gesù il Signore che edifica la sua Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo. La Chiesa è il corpo di Cristo. Colossesi 1,24. Ora mi rallegro nelle sofferenze per voi, a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora all'afflizione di Cristo per il suo corpo che è la Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo. Quando io me la prendo con un fratello, me la sto prendendo con il Signore. Non sapete voi che chi guasta il Tempio di Dio guasta me? A volte noi non ci pensiamo. Com'è importante sapere che la Chiesa non è semplicemente un luogo di ritrovo. Noi dobbiamo ben avere in mente chiaramente cos'è la Chiesa e perché Cristo mi ha salvato e mi ha fatto partecipe della sua Chiesa. Giovedì, nello studio che stiamo tenendo, abbiamo parlato delle 7 parole di Gesù e abbiamo visto che Lui dice 7 volte: io sono venuto per. Io sono venuto, io non sono venuto per giudicare, sono venuto per salvare. Io sono venuto, 7 volte Gesù ci dice perché Lui è venuto. E allora alla fine di questo, detto a coloro che erano giovedì allo studio biblico, Gesù ha detto perché Lui è venuto, ma noi possiamo dire perché Gesù ci ha salvati? Perché Cristo ti ha salvato? Perché Gesù ci ha salvati? Per fare un culto alla domenica? Non vi suona strano? Perché ci ha salvati? Qual è lo scopo che ci ha salvati? Perché ci ha messi insieme? Perché ci ha dato dei locali dove noi possiamo riunirci e stare insieme e godere? Perché la parola di Dio dice proprio questo, dice che Egli, quanto è buono, quanto è piacevole che i figli di Dio dimorano insieme nell'unità. Perché Dio ha ordinato che lì, cioè dove c'è l'unità, c'è la benedizione e la vita eterna. All'interno della Chiesa Dio ha dato i ministeri, ha dato l'evangelista, il profeta, il dottore, il pastore, l'apostolo, ha dato i 5 ministeri per l'edificazione del corpo di Cristo. La Chiesa è formata da noi, non è il pastore la Chiesa, non è lui che porta avanti la Chiesa. Quello che porta avanti la Chiesa è Cristo con il suo corpo. Avete mai visto camminare un corpo senza testa? No. O viceversa, solo la testa? Io ho visto nella famiglia Adams che cammina la mano. Ma è un filo. A volte noi camminiamo da soli. Ci sono quelli che dicono: io non ho bisogno della Chiesa, non ho bisogno dei fratelli. Io sto in pace con Dio. E vanno fuori, vanno in giro, vanno al campo, vanno di qua, vanno di là, stanno bene insieme. Quello non è la Chiesa. Non è Chiesa. La Chiesa è dove si predica la parola di Dio. La predicazione è il culto centrale della Chiesa. Questa deve essere al centro della volontà di Dio nella Chiesa, la predicazione, perché è questa quello che cambia il cuore dell'uomo. Non è l'amicizia. Non è il mio rapporto di amicizia che ho con te. Qualcuno disse: se togliamo Gesù fra me e te non c'è più niente. Perché? Perché tutte le amicizie finiscono. Io non mi sono mai ricordato che ci sono delle amicizie che durano in eterno. Sono pochissime. Se già tra marito e moglie i matrimoni falliscono, pensate un po' le amicizie. Perché basta che tu non sei d'accordo con me,
o io non sono d'accordo con te, o mi hai fatto qualcosa che non avrei mai immaginato, si rompe l'amicizia. Quello che ci tiene uniti a noi, sapete che cos'è? È il sangue di Gesù. Tu hai il sangue di Gesù nelle tue vene, io ho il sangue di Gesù che scorre nelle mie vene, e quello che ci rende fratelli è il suo sangue per noi. Il sangue che Lui ha versato per ognuno di noi. La Chiesa è una famiglia. La Chiesa deve essere una famiglia. Se tu non ti senti in famiglia, sei un pesce fuor d'acqua. Gesù ha costituito la Chiesa per essere la famiglia. Vi ricordate quando Lui è sceso al cielo cosa gli ha detto alla madre? Alla mamma le ha detto: ecco tuo figlio. E poi ha detto a Giovanni: ecco tua madre. Poi quando gli hanno detto fuori qui ci sono i tuoi genitori, c'è tua madre, ci sono i tuoi fratelli, Gesù che cosa ha risposto? Chi sono i miei fratelli? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Sono coloro che fanno la volontà di Dio. Questo mio fratello, questo mia sorella, coloro che fanno la volontà di Dio, perché io con loro devo stare bene. La Chiesa è una famiglia. Questo lo troviamo in Matteo 12, 47, 49. Ecco mia madre, ecco i miei fratelli. Dio ha fatto sì che chi era solo gli ha dato una famiglia. Chi non aveva fratelli, sorelle, vi ricordate Emanuele Vischi? Vi ricordate cosa molte volte lui ha sostenuto da questo pulpito? Ha detto: Dio, io sono non ho avuto famiglie, non ho avuto figli, fratelli, non ho avuto niente. La Chiesa è la mia famiglia, mi ha dato tanti fratelli, ed è così perché il salmista al capitolo 68, versetto 6 dice: Dio fa abitare il solitario in una famiglia. Dio ti ha dato una famiglia. I tuoi fratelli, le tue sorelle, quelle che stanno vicino a te, ti è fratello e sorella in Cristo. Ed è importante che tu ti senta parte integrante di questa famiglia, non di marostica, ma in qualunque chiesa tu vada che ti trova. Se non stai bene qui, trovati un'altra chiesa, ma frequentala. Fa che quella chiesa diventa la tua famiglia e frequentala. Cerca di conoscere tutti. La nostra Chiesa è differente dalla Chiesa cattolica romana. Perché? Perché nella Chiesa cattolica romana tu vai a messa, finita la messa te ne vai. Se non vuoi essere disturbato da nessuno, vieni in chiesa, ti siedi, ascolta, anche un po' prima che finisce il pastore te ne vai. Nessuno ti conosce, forse qualcuno ti telefona perché si informa: ma chi era quello che è venuto qui? Ma nella Chiesa invece nostra, la Chiesa del Signore, c'è l'accoglienza alla porta. Benvenuto. Non ti senti amato quando vieni in chiesa qualcuno che ti abbraccia? Ditemelo. Guardate che il culto lo facciamo insieme, qui non c'è un... Ti senti amato quando qualcuno ti abbraccia alla porta? Quando io dico, magari prima della predicazione, abbracciamoci, salutiamoci, è vero che quando ti siedi stai meglio? Perché? Perché Dio vuole che la sua Chiesa sia una famiglia. Cristo ha dato la sua vita per essa e la cura ogni giorno. E la sua sposa, Cristo, Efesini 5, 25 e 27, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificato con lavacro dell'acqua, per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé, gloriosa, senza macchia o ruga, e alcune cose simili, ma perché sia santa e irreprensibile. Dio paragona la Chiesa a una sposa, a una moglie, e dice: mariti, amate la vostra moglie, come anche Cristo ama la Chiesa. Gesù ti ama in maniera incredibile, tu non puoi immaginare quanto Cristo ti ama, quanto Gesù mi ama. Sono la sua Chiesa, sono la sua sposa, faccio parte di Cristo. Lui ha dato la sua vita per me.
La sofferenza di un semplice membro di chiesa dovrebbe essere la sofferenza di ognuno di noi, perché Paolo dice: se uno soffre, tutto il corpo soffre, se uno è allegro, tutto il corpo gioisce. Io non so come possiamo rimanere indifferenti quando vediamo un fratello, una sorella, o perché non lo sappiamo, perché non sappiamo niente, oppure se lo sappiamo ma mettiamo la testa sotto la sabbia. Non è toccata a me, ma potrà toccare anche a te. Io ricordo quando abbiamo avuto il periodo del Covid, che sapete che non si poteva uscire, non potevi andare a comprare, non potevi andare in farmacia, non potevi comprarti da mangiare, non potevi fare nulla. Ma io ricordo che c'erano delle sorelle che partivano, andavano a casa e gli mettevano la spesa fuori dalla porta. Gli mettevano i farmaci fuori dalla porta. Come ti sei sentito in quel momento? Sapevi di avere una famiglia? Sapevi che c'era qualcuno che ti pensava? Qualcuno che si prendeva cura. Questo è un culto al Signore, lo sapete che è un culto al Signore questo? Quando noi amiamo qualcuno stiamo offrendo un culto al Signore. Quando noi invece non ce ne importiamo niente e ci andiamo soltanto la domenica a farci il nostro culto, torniamo a casa, non sappiamo niente di niente, non viviamo. Io capisco anche la distanza, l'ho scritto qui perché non vorrei mai offendere nessuno, per carità, il Signore mi guardi bene, ma sono sincero nelle cose. Io sono molto distante e non posso frequentare ai culti, è vero, ma il telefono salva la vita. C'era una pubblicità, una telefonata, salva la vita. Fare una telefonata. Non posso andare, ma vivo nella comunità. Ascolto, sento i fratelli. Ho chiesto a dei fratelli in modo particolare, ma c'è una coppia che non viene da diversi mesi. Ho chiesto, qualcuno ha telefonato? Qualcuno si è informato? Qualcuno sta chiedendo? Perché a me può sfuggire. Ma quando abbiamo una chiesa che insieme ci serviamo, ci uniamo, ci amiamo, perché è importante? Perché quando un membro soffre tutta la chiesa soffre? Per quale motivo? Perché siamo il corpo di Cristo. Quando qualcuno va via dalla chiesa senza motivi, senza dare ragione, senza spiegazioni, se ne va, crea delle ferite. Perché tutti si domandano, cosa sarà successo? Cosa è successo? Poi la mente va. Poi alla fine dicono, chissà il pastore cosa gli ha fatto. La colpa è sempre mia. State sicuri? E la colpa è mia. Ma è giusto perché bisogna trovare uno che ha la colpa. Alla fine anche Adamo, alla fine dette colpa al Signore che gli aveva messo la moglie vicino. Sei stato tu che mi hai dato, io stavo tranquillo, mi hai dato lei e mi ha fatto peccare. Isaia capitolo 41 versetto 6 dice: ognuno aiuta il suo compagno e dice al proprio fratello, coraggio. Ognuno aiuta il suo compagno e dice al proprio fratello, coraggio, coraggio. Perché in questa vita cadiamo molte volte, è vero o non è vero? Cadiamo, ci sentiamo mancanti, veniamo meno, abbiamo commesso qualcosa, ma quando hai un fratello che ti prende sotto al braccio e ti dice coraggio, coraggio, andiamo avanti. Dio ci ha messi insieme per questo. Che bello quando vedo alle Olimpiadi, ci sono diversi filmati su YouTube, che ci stava quello nella maratona che stava per arrivare, si gira e vede che quello dietro è caduto a terra, si è fatto male, lui non va a tagliare il traguardo, torna indietro, lo prende per mano, lo alza e vanno insieme a tagliare il traguardo. E questo è quello che Dio ci ha chiamati a fare. Dio non vuole che tu arrivi per primo, Dio vuole che tu prendi per mano chi è caduto a terra, lo rialzi e lo porti con te e gli sei di sostegno, di aiuto, di incoraggiamento. Perché questa vita è difficile, è molto difficile e l'avversario farà del tutto per ostacolare il tuo cammino, per mettere sempre un bastone tra le ruote, cercare sempre chi invece vuole andare a camminare diritto nelle vie del Signore. Matteo capitolo 5 versetto 22 dice: ma io vi dico, chiunque si adira contro il suo fratello senza motivo
sarà sottoposta al giudizio. E chi avrà detto al proprio fratello raca, che vuol dire stupido, sarà sottoposto al sinedrio. E chi avrà detto stolto sarà sottoposto al fuoco della gente. Misuriamo le nostre parole. Facciamo attenzione quando apriamo la bocca, quello che diciamo, quello che esce dalla nostra bocca. Se avete una parola che edifica, ditele, dice il Signore. Se avete una parola che non edifica, tacete. Anzi, gettatele proprio via. Parlate di bene e non parlate mai, anche se sapete che in realtà magari le cose stanno così, quella persona si è comportata così, ma noi non siamo chiamati a imputare il dito, noi siamo chiamati a pregare. Signore, aiuta, sostieni. Il mondo non ha bisogno di una chiesa istituzionale, con tanto di dogmi dottrinali. Il mondo ha bisogno di una famiglia. Il mondo fuori ha bisogno di una famiglia. Quando si va in chiesa, vado a casa, nella famiglia del Signore, dove trovo l'amore e trovo l'accoglienza. Come in tutte le famiglie ci deve essere rispetto per i ruoli che Dio ha stabilito. Nella Chiesa di Cristo non c'è democrazia, ma c'è teocrazia. E Dio ha stabilito dei ruoli. Come in una famiglia c'è il papà, c'è la mamma, bisogna portare rispetto. Perché Dio ha stabilito i ruoli. Com'è difficile fare il pastore, ve lo posso garantire. Dopo 23 anni di ministero, posso dire che è molto difficile. Sempre di più mi trovo a parlare con il Signore nel continuo, perché ho bisogno della sua sapienza, della sua saggezza. Perché stiamo parlando di anime, che Cristo ha pagato un caro prezzo per quell'anima. E forse un giorno mi chiederà conto di come mi sono comportato, di quello che ha detto. Prima ero facile a parlare, prima ero facile a dire le cose, adesso invece sto in silenzio e aspetto che sia il Signore a intervenire. Ma certo è che su alcune cose bisogna dire la verità, perché Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Non possiamo nascondere le cose. Come vivo io la Chiesa? La Chiesa non è un edificio dove le persone si incontrano per scambiarsi saluti. La Chiesa non è un circolo sociale. Molti hanno confuso la Chiesa in un circolo sociale. Si predica molto meno in quelle chiese, trattano molto meno la parola di Dio, ma stiamo bene insieme. Un po' come nel 68, quanti erano gli anni, i figli del fiore? Che anno erano? Gli anni 70? Gli anni 60, i figli dei fiori. Quanti erano? Scusatemi. Chi dice 68? Che anni erano? 68, i figli dei fiori. Fate l'amore ma non fate la guerra. Tutti insieme, fiorellini. Faccia. La Chiesa, amore. Non c'è amore se non c'è la presenza di Dio. Non c'è amore se non c'è il giudizio di Dio nella nostra vita. Non c'è l'amore di Dio se non vi è un'autentica conversione, perché stiamo falsificando la Scrittura. Noi dobbiamo essere nuove creature in Cristo Gesù. Quello che vivevamo prima non deve più appartenere alla nostra vita. La Chiesa non è un luogo dove fare discussioni che non edificano. Adesso se voi vedete Facebook, non so quanti hanno Facebook, io sono entrato da qualche anno su Facebook, sto quasi pensando di ritirarmi. Perché discussioni? Chi risponde, chi fa, tu? Sei primo di mettere un articolo, c'è sempre chi ti dice, ma non è così, discussione su discussione. Io metto sempre cose della parola di Dio che edificano e quindi quella finestra a me serve per evangelizzare, per annunciare Cristo. Però il mondo è pieno di discussioni. La Chiesa non è un luogo dove io devo essere servito, ma la Chiesa è un luogo dove io devo servire. Lo devo ripetere? La Chiesa non è un luogo dove io vengo servito, ma la Chiesa è un luogo dove io vengo per servire.
Così tutti siamo serviti. La Chiesa è un luogo dove tutti quanti viviamo la stessa situazione, le stesse cose. Vi siete mai domandati? Solo una domanda. In che modo si paga l'affitto qui? In che modo si paga la corrente, la luce? In che modo si paga il riscaldamento? In che modo si pagano le cose? Io vengo in chiesa e usufruisco di tutte queste cose e sono parte integrante della Chiesa. Siete d'accordo o no? Quindi sono partecipe di queste cose. Nel momento in cui io non lo faccio, sto rubando a Dio. Lo dice la parola. In che cosa mi rubate? Vi ricordate cosa dice? Eppure voi mi rubate. In che cosa vi rubate? Perché voi non portate le decime alla casa dell'Eterno. Mi rubate. Perché sto usufruendo di quelle cose che ne usufruisco, vengo servito, ma non servo. E non è così la Chiesa. La Chiesa siamo noi. La Chiesa sei tu, sono io. La Chiesa è fondata, ascoltate, la Chiesa è formata da neonati, bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani. Ho sentito qualche volta dire, questi, cioè i bambini, saranno la Chiesa del futuro. No, no, loro sono la Chiesa di oggi. Non del futuro, sono la Chiesa di oggi, perché loro sono una benedizione nella Chiesa. Io amo sentire, mi piace anche quando un neonato piange, perché è in Chiesa, perché lui ascolta. Il più grande insegnamento io non l'ho ricevuto alla scuola biblica, non l'ho ricevuto dai professori della scuola biblica, insegnanti dell'istituto biblico, non l'ho ricevuto, io l'ho ricevuto da un bambino. Stavo facendo la scuola domenicale adulti e stavo parlando dell'onniscienza, onnisapienza di Dio, l'onnipresenza di Dio. E io dissi, c'è qualcosa che Dio non vede? Il bambino in fondo che era girato sulla sedia, al contrario che lui faceva il disegno, che era lì, che a volte disturba. Lui alzò la mano e disse, pastore? E la mamma cercava di dire, non disturbare il pastore. Io dissi, lascia che ci dica cos'è. E lui disse, sì, c'è qualcosa che Dio non vede più. E cosa? Ascoltate. I peccati che sono stati lavati dal sangue di Gesù. Dio non li vede più. Un bambino. Ed è la verità, è la più grande verità biblica. Un bambino. Portate i bambini in chiesa. Portate i ragazzi in chiesa. Lasciate che ascoltino la parola di Dio. Non vi preoccupate, disturbano, non vi preoccupate. Stanno ascoltando, stanno ricevendo. I bambini sono una spugna. E quello che voi fate a casa, assorbano. Quello che vi vedono fare, assorbano. E lo faranno dopo. Lo faranno anche loro. Se noi diciamo ai bambini dovete andare in chiesa la domenica, loro si abitueranno ad andare in chiesa la domenica. E ai loro figli gli insegneranno ad andare alla domenica in chiesa perché è il giorno del Signore. Noi dobbiamo essere d'esempio ai nostri figli di andare alla presenza di Dio, di pregare. Anche quando ci sono delle situazioni all'interno della casa, quante volte io ho lasciato la mia famiglia con la figlia che aveva la febbre, le cose, vado in chiesa a pregare. Devo andare in chiesa, i miei figli, ma papà devo andare in chiesa. Perché l'importanza di stare nella chiesa a pregare insieme con i fratelli, dove la benedizione di Dio è scesa. E in quell'occasione c'è stata una parola profetica che ha parlato al mio cuore, che se ero a casa forse non l'avrei ricevuto, ma nella chiesa Dio ha usato un fratello per parlare alla mia vita delle cose che soltanto io sapevo. E sono tornato a casa e ho detto, Signore, grazie che sono andato in chiesa, perché mi hai edificato e ho affrontato il giorno del domani con la certezza che il Signore parla. Bambini, neonati, bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani, tutti questi necessitano di una cura particolare. Tutti. E ognuno di loro deve essere curato in un certo modo. Ognuno di loro ha bisogno di essere curato in un certo modo. L'anziano
Quando stiamo insieme noi dobbiamo cercare, fratelli, ascoltate bene, quando noi stiamo insieme dobbiamo cercare il bene dell'altro. Non io devo stare bene. Se c'è qualcosa che io sento che a qualcuno può dare fastidio, devo cercare in qualche modo far sì che quello possa aiutarlo, in modo che non possa essere. La parola di Dio dice piuttosto soffrite qualcosa. Soffrite qualcosa. No, io devo stare bene. Non mi importa del fratello, della sorella, no, assolutamente. Ascoltate Gesù cosa disse e concludo con questo, perché questo è il mandato della Chiesa, è ciò che Dio ci ha chiamati a essere. Io spero che alla fine di questo servizio di culto ognuno di noi andando a casa si possa fare questa domanda: cos'è la Chiesa per me? Che cosa ne sto facendo io di quello che Dio mi ha dato ad essere come suo figlio, come suo strumento? Nella predicazione di Pietro, la prima predicazione che fece Pietro, in Atti degli Apostoli al capitolo 2, dopo la discesa dello Spirito Santo, Pietro ha predicato e 3.000 persone si sono convertiti al Signore. Era ripieno di Spirito Santo. Guardate cosa dice l'Apostolo, la parola di Dio. Atti capitolo 2 dal 40 al 47. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. E io credo che più che mai oggi questa parola è adatta a noi. Salvatevi da questa generazione. Salvatevi da questa perversa generazione. Io non so voi, ma ogni giorno qui sentiamo uccisioni, uccisi che tolgono la vita, bambini che vengono violentati, ragazzi, è qualcosa di incredibile quello che sentiamo. Adesso vogliono abbassare gli adolescenti per portarli in galera, per metterli in galera. Perché un ragazzo che uccide una ragazza e se ne va in discoteca dopo a ballare come se niente fosse. È incredibile. Ha premeditato, l'ha ucciso. Quelli dunque ricevettero la sua parola lietemente e furono battezzati. E in quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone ed essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane, nelle preghiere, ed erano tutti presi da timore e molti segni e miracoli si facevano per mezzo degli apostoli. Or tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune, cioè è una famiglia, siamo una famiglia, era in comune. E vendevano i poteri e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno e perseveravano con una sola mente. Tutti i giorni nel tempio rompevano il pane di casa in casa, prendendo il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Cioè tutti sapevano nei dintorni, Marostica deve sapere che questa è la Chiesa di Gesù Cristo, Bassano deve sapere che qui ci sono i figli di Dio ed è la Chiesa di Gesù Cristo. Il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Lo Spirito Santo aggiunge alla Chiesa quando la Chiesa è unita, quando la Chiesa dimostra, perché da questo sapranno che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni verso gli altri. Quando la Chiesa manifesta l'amore di Dio, lo Spirito Santo aggiunge alla Chiesa, manda anima alla Chiesa. Hai voglia di fare evangelizzazione? Non arriverà mai nessuno quando ci sono divisioni, sparlare, cose che non vanno bene. Non manderà mai nessuno il Signore. Ma quando invece io sono uno strumento nelle mani di Dio per edificare, per confortare, per consolare. Il Signore mi ha messo nella Chiesa. Qual è il motivo perché il Signore mi ha portato qui? Ti ha portato qui per servirlo, per essere di benedizione, per essere di aiuto, per essere di sostegno, di incoraggiamento. È importante. La Chiesa, il mondo fuori, ha bisogno di una famiglia. Fuori non ci sono famiglie, sono distrutte le famiglie. Nel momento in cui io vengo in chiesa e mi sento nella famiglia, fratelli, perdonatemi se io dico questo, perché la verità, oggi anche all'interno delle famiglie cosiddette cristiane, non sono famiglie. Ci sono discussioni, ci sono addirittura persone che
che non hanno voglia di rimanere a casa, hanno voglia di andare fuori, hanno voglia di andare al bar, hanno voglia di andare a calcetto, gli uomini hanno voglia di andare a qualche altra parte, ma non vogliono stare a casa con la famiglia, con la moglie, con i figli che Dio gli ha dato. E il Signore ha fatto sì che ci fosse una pandemia affinché si chiudessero tutti in casa. Per capire la libertà che avevamo. Eravamo chiusi in casa, non potevi fare niente. È vero o non è vero? Addirittura le chiese aveva chiuso. Perché cosa diceva il Signore? La prima chiesa è casa tua. Lì devi predicare. E devi predicare con la tua vita. Signore, aiutaci a far sì che questa mattina, attraverso la tua parola, noi comprendiamo, ognuno di noi, la parola di Dio dice ognuno esamini se stesso. E dire, Signore, io ti ringrazio che mi hai salvato, che hai portato la salvezza nella mia casa, ma che cosa ne sto facendo di questa salvezza che tu mi hai dato? Posso accontentarmi di questo? Sono impegnato, sono molto impegnato, il lavoro mi impegna tanto, le cose mi impegnano tantissimo, quest'altro sono stanco la sera, non ce la faccio fare. Qualcuno ha detto che il volere è e anche volare. Se io voglio, sicuramente troverò del tempo per andare. Sapete, la comunità di Lodi, Pastore Gennaro, hanno fatto una veglia di preghiera da mezzanotte, no, dalle 9 di sera o alle 10 di sera, fino è finito alle 3 del mattino, per pregare per i ragazzi che vanno a scuola perché si aprono le scuole, per i professori, gli insegnanti, i ragazzi, per tutti, territorio. Sono stati là fino alle 3 del mattino a pregare in chiesa, tutta la chiesa. Loro stanno facendo chiesa. Loro stanno facendo chiesa. E avete visto che vi ho mandato un messaggio che mi ha mandato il fratello Gennaro? La polizia ha accompagnato delle persone da loro, la polizia, una donna con una bambina nigeriana, e ha detto prendetevi cura di loro. Non sarebbe bello che le forze dell'ordine venissero qua e ci portassero le persone? E perché le portano? Perché loro stanno facendo chiesa. Ma chi la fa? Il pastore e la chiesa? Non credo. Ognuno di loro si è disposto e si è predisposto e addirittura stanno partendo da tutta l'Italia per andare a aiutare. Il tempo, pastore vengo da te una settimana, pastore vengo da te, 400 prostitute tolte dalla strada. Ci sono più di 40 bambini che sono nati da prostitute. Non si sa chi è il padre. Sono lì, detenuti. E allora c'è da fare ogni giorno. C'è da fare ogni giorno. E noi stiamo in qualche modo partecipando con le offerte. Con le offerte sostenere, perché non bastano lì. Ci vogliono tanti di quei soldi per mantenere una cosa del genere. Ma Dio sta provvedendo ogni giorno. Gli ha dato un locale grandissimo, enorme, che addirittura i supermercati gli mandano roba. Perché? Perché il favore del popolo, come abbiamo letto qui, vedevano Dio all'opera e avevano il favore di tutto il popolo. Hai voglia di parlare, fare, mettersi al servizio del Signore. Un giorno il Signore forse ci domanderà. Lui non domanderà mai che macchine hai avuto, che vestiti hai avuto, che scarpe hai avuto, che cosa tu avevi in casa. Piuttosto il Signore ti domanderà se ti ha dato una macchina, a cosa è servita quell'auto che avevi. A me, mio padre non guidava auto, neanche la bicicletta, era vecchio quando mio papà mi ha avuto me. A me mi venivano a prendere a casa e mi portavano alla scuola domenicale. I fratelli della chiesa mettevano a disposizione la loro auto
mi venivano a prendere, mi portavano a scuola domenicale e poi mi riportavano a casa. C'era un pulmino che girava e prendeva tutti i bambini che i genitori non potevano guidare. Le persone anziane che non potevano venire, andarli a prendere e portarli. Io vado a prendere Anna la domenica mattina, mi devo caricare la carrozzina, me la devo mettere dietro, la vado a prendere, la porto, la riporto e faccio il culto. Questo è un culto al Signore. Più di predicare. Hai voglia di offrire le nostre parole a Dio. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Signore, aiutaci. Amen? Alziamoci in piedi. A te diamo tutta la lode e la gloria. Signore, ti ringraziamo perché tu hai istituito la tua Chiesa. Signore, tu l'hai data, l'hai formata e tu ci hai salvati, ci hai chiamato per nome ad ognuno di noi. Ognuno di noi può raccontare l'opera che tu hai compiuto nella nostra vita. Può raccontare nel momento in cui ci siamo incontrati con te e tu ci hai salvati, hai tolto dal nostro cuore quel peso eterno che ci legava, Signore. Ma grazie perché tu ci hai resi liberi. Alleluia! E come Chiesa vogliamo lodarti, vogliamo benedirti. Signore, grazie per la Chiesa di Marostica. Grazie per ogni membro di questa comunità. Grazie per ognuno di loro, Signore, per l'opera, per quello che fanno, Signore. Ma questa mattina noi vogliamo ubbidire alla Tua parola e vogliamo ancora che la Tua parola possa parlare all'interno del nostro cuore proprio in profondità e possa far sì che possiamo esaminare la nostra vita e se c'è qualcuno che si è fermato, che si è tirato indietro, se ci sono delle cose che hanno ostacolato, Signore, fa che possa sentire la Tua voce. Cammina con me perché con me sarai al sicuro. Grazie Padre per la Tua preziosa parola, grazie per il Tuo amore. Signore, grazie perché sei Tu che ci equipaggi di ogni ruolo nella Chiesa, sei Tu che ci dai un compito, tutto quello che Tu desideri da noi è la nostra disponibilità. E noi questa mattina vogliamo dirti insieme, Signore, io mi faccio solo portavoce, Signore, vogliamo servirti, vogliamo amarti ancora di più. Aiutaci, Signore, ad apprezzare e a considerare cos'è più importante nella nostra vita. La ragione della vita è amare te. Amen. Alleluia. Dio ci benedica, fratelli. Buona domenica a tutti quanti voi.